Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Italia verso la zona arancione è un'ipotesi che prende corpo vista la velocità di circolazione del virus. Per giovedì prossimo il presidente Draghi ha convocato la cabina di regia. Si potrebbe decidere per la stretta di Natale. Intanto la variante Omicron è arrivata anche in regione. 2 i casi riscontrati. Vediamo. L'ipotesi zona arancione, che sembrava scongiurata per il Friuli Venezia Giulia, ora pare essere dietro l'angolo per tutto il paese. Che l'Italia si stia avvicinando alla zona arancione è convinzione di Guido Rasi, consulente scientifico del generale Francesco Figliuolo, il quale fa notare come continui a crescere l'occupazione dei posti letto in ospedale da parte di pazienti con Covid. Rasi parla di corsa contro il tempo e della necessità di fare subito le terze dosi. La preoccupazione del governo è stata espressa dal ministro della Salute Roberto Speranza, che sottolinea come il paese si trovi in una fase epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus. Con una circolare inviata alle regioni ha chiesto ai governatori di rafforzare le misure di assistenza sanitaria per fronteggiare l'eventuale aumento dei contagi da Covid. Intanto la variante Omicron è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia, con 2 casi riscontrati in altrettanti giovani che sono in isolamento in buone condizioni di salute. Si tratta di un ragazzo di Cormons, ritornato recentemente in regione da un viaggio di lavoro a Milano, e di una ragazza di Ronchi dei Legionari appena rientrata da una missione umanitaria in Ghana. Proprio in Lombardia in questo momento si registra il più elevato numero di contagi in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una cabina di regia per giovedì 23 dicembre. Servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure per contrastare l'avanzata dei contagi, una stretta di Natale che potrebbe concretizzarsi nella riduzione della durata del Green Pass a 5 mesi, nell'obbligo delle mascherine all'aperto anche in zona bianca e nella possibile estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Novax ancora in azione nel capoluogo friulano Udine. Questa mattina sono stati scoperti nuovi imbrattamenti ai danni di un edificio scolastico di Udine. A essere attaccata questa volta è stata la scuola media Enrico Fermi di via Pradamano. Si tratta del terzo episodio in 6 giorni. Vediamo. Novax ancora in azione a Udine. Dopo la di Ellero, la di Toppo Wasserman Pascoli, a subire i nuovi imbrattamenti è stata la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di via Pradamano dell'Istituto Comprensivo IV. Una dozzina le frasi vergate in rosso sul muro di cinta dell'istituto. Per la prima volta l'azione vandalica è stata condotta in una nuova zona di Udine a sud della città e non dell'area compresa tra l'ospedale e Piazzale Diacono. I proclami sono sempre gli stessi, fra le scritte però è apparsa anche una nuova, ovvero un rimando all'articolo 32,2 della Costituzione. È un attacco alla scuola e all'intelligenza. Una delle cose che ho subito individuato leggendo queste scritte è che si fa riferimento ad un articolo della Costituzione e credo che questo sia fonte di estrema ignoranza, perché l'articolo 32 della Costituzione parla di diritto alla salute non soltanto come diritto individuale, ma come diritto collettivo. Ecco, io penso che la nostra risposta sarà questa: ragioneremo con i ragazzi, studieremo la Costituzione e cercheremo di capire veramente che cosa dice quell'articolo che qui viene citato impropriamente. Quando non si cerca il dialogo e quando si agisce in questo modo si è dei violenti, perché non si stanno ad ascoltare le ragioni degli altri. Dopo l'ingresso degli studenti, sul posto sono giunti i carabinieri e gli uomini della Digos per eseguire i rilievi del caso. Si cercano ulteriori elementi per inchiodare i responsabili. Stando alle prime indiscrezioni, gli investigatori starebbero per chiudere il cerchio. È rimasta male a leggere queste scritte? Moltissimo. Dicono di proteggere i figli, ma questa è una grande violenza nei loro confronti, quindi non ha senso. Che si vergognino, ma non per l'idea, perché io rispetto tutte le idee, per l'amor di Dio, ma perché devono andare a sporcare qualcosa che è di tutti. Invocano l'articolo 32, lei è avvocato, cosa ne pensa? L'articolo 32 dice tante cose, per cui se uno lo legge bene, va a approfondire il contenuto, prevede anche una limitazione del diritto nel caso in cui ci siano delle necessità superiori alla propria. Quindi in questo caso, secondo me, sbagliano a fare propaganda in questo modo, cioè ci sono modi diversi per parlare, per confrontarsi.
Apriamo adesso la pagina della cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Udine stanno continuando a verificare il rispetto della normativa tesa a mitigare gli effetti dell'epidemia da Covid-19. Nell'ultimo fine settimana in provincia è stato verificato il possesso del Green Pass a circa 700 persone, 6 delle quali sono state sanzionate all'interno di esercizi pubblici poiché prive della certificazione verde e 2 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono stati 142 le attività o gli esercizi pubblici controllati e 2 i titolari di dette attività sanzionati per la mancata verifica del Green Pass. Anche le località sciistiche nel territorio sono state oggetto di particolari controlli. Le pattuglie di sciatori dell'Arma hanno verificato il rispetto della normativa anti-Covid e controllato numerosi sciatori presso i tornelli degli impianti di risalita. Una ragazza di 25 anni del Pordenonese ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris, intorno a mezzanotte. È successo lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, all'altezza del bar statale 13, lungo la doppia curva tristemente nota per l'elevato numero di incidenti stradali, anche gravi. La giovane, che stava marciando in direzione Udine-Pordenone, ha perso il controllo e la Toyota è finita ribaltata a bordo strada. È riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stata assistita dall'equipaggio dell'ambulanza. La 25enne è stata trasportata quindi in ospedale per accertamenti. È sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. Non è in pericolo di vita. Rilievi, accertamenti e viabilità a cura dei carabinieri di Azzano Decimo. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine poco prima alle 21 di ieri in un'abitazione di Rizzolo Areana per il malfunzionamento di una stufa. L'allarme scatta per una presunta esplosione di una bombola di gas che alimenta la stufetta. Giunti sul posto, i pompieri scoprono trattarsi di una fuga di gas per un tubo malfunzionante collegato all'impianto di riscaldamento. Gli abitanti, una coppia di persone anziane, vengono subito fatti uscire dall'abitazione. La stufa viene messa in sicurezza e il principio di incendio domato molto velocemente, evitando il propagarsi di fiamme al resto della stanza e al resto dell'abitazione. La coppia di pensionati non è rimasta ferita. E il personale di FVG Strade è stato allertato questa mattina per la caduta di una pianta ad alto fusto di 30 metri lungo la viabilità principale della Varrocolana nel comune di Chiusaforte. A causa del maltempo e della grande quantità di neve, l'albero è finito sulla carreggiata occupandola interamente. Nessuna persona è rimasta ferita. Il punto in cui interverrà il personale di FVG Strade è quello in prossimità del ristorante con laghetto adiacente, il fontanone di Goriuda. Pordenone, capitale della cultura 2024, la città del Noncello in pole position per ricevere la nomina. A marzo si avranno maggiori certezze. Per il momento c'è la sponsorizzazione della regione FVG. Vediamo. Pordenone, capitale della cultura 2024, il sogno potrebbe avverarsi. La Regione ha infatti assicurato all'amministrazione del sindaco Alessandro Ciriani il sostegno all'ambizioso progetto. Le risorse verranno definite prossimamente, ma intanto la candidatura della città del Noncello è ufficialmente partita. Pordenone ha tutte le carte in regola per giocare questa partita, ma al di là di quello che sarà il risultato, e tra l'altro a marzo verrà fuori la selezione delle città, la top 10 che potranno concorrere poi a diventare capitale della cultura, dicevo, al di là del riconoscimento formale, Pordenone è una capitale della cultura nei fatti. E tutti coloro che vengono qua, anche artisti, anche musicisti, notano che rispetto a una città dalle dimensioni tutto sommato piccole, Pordenone offre veramente tantissimo in campo artistico e culturale. Io ho un'interlocuzione costante con l'assessore alla cultura, l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che devo ringraziare per la disponibilità che ci ha già dato in termini di appoggio economico anche a questo sogno di Pordenone capitale della cultura, e quindi abbiamo un potente alleato nella regione, questo anche a testimonianza di un ottimo rapporto che c'è tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione comunale di Pordenone. Dopo decenni cambia volto la piazza di Carpacco di Dignano grazie a un intervento di rifacimento delle facciate delle case. In programma una nuova piazza. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per la piazza di Carpacco che riguarda le facciate. Di cosa si tratta?
Si tratta di rivitalizzare, diciamo, i colori della piazza di Carpacco che attualmente da molto tempo erano diventati scuri e sporchi, e quindi con i privati abbiamo deciso di rifare tutte le facciate in modo di dare un po' di colore a tutta la piazza. Ecco, c'è stato un contributo del comune, un contributo dei privati, qual è stato il meccanismo? Il meccanismo è quello delle bonus facciate praticamente, quindi sono i privati che detrarranno poi dalle loro dichiarazioni la spesa del 90% dei lavori che faranno. Ecco, quanti sono gli abitanti di questa borgata che hanno aderito a questa iniziativa con il bonus? Diciamo che ce n'è una decina. Quindi insomma già il borgo, il centro si presenta con un'altra veste. Esatto, si presenta con un'altra veste in attesa di iniziare i lavori che il Comune ha già progettato di rifacimento delle strade, dei marciapiedi. E in chiusura la pagina degli spettacoli. Il comico Giovanni Vernia ha fatto tappa con il suo tour a San Daniele del Friuli nell'ambito della stagione dell'ERT. Vediamo. Per la stagione ERT, ente regionale teatrale, l'Auditorium alla Fratta di San Daniele ha fatto da scenario a Vernia o non Vernia, nuovo spettacolo racconto del poliedrico interprete ligure Giovanni Vernia, con titolo ispirato al dilemma shakespeariano rivisitato in chiave comica per festeggiare il ritorno sulle scene con un tournée di 20 date. Musica, divertimento, follia, energia, allegria, tutte parole chiave del monologo prodotto da Savà Produzioni Creative, con stesura di testo dello stesso interprete assieme a Paolo Uzzi, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, conduttore radiofonico, personaggio televisivo, attore per il teatro e cinema, capace di diventare leader d'opinione della risata migliore che nasce con la satira di costume o di politica sempre originale. Giovanni Vernia, nato a Genova da padre pugliese, racconta l'attualità con ironia attraverso più forme artistiche che spaziano fra progetti di diversa natura. Su YouTube lancia periodicamente suoi video e format virali seguitissimi come How to Become Italian, come diventare italiano, spettacolo comico in lingua inglese e Un giorno capirai, mentre su Facebook conta su 2 milioni di seguaci e su Instagram è inserito Io sto bene, se ridete voi sto benissimo. Di recente è anche sbarcato sul social TikTok con uno dei suoi personaggi più alla moda, Johnny Groove. In questo spettacolo, vera novità teatrale, chiunque lo conosca lo associa alle maschere con cui ha conquistato il web per raccontare da dove nasce la sua follia, un demone interiore il suo che comincia ad apparire da bambino stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. La storia personale raccontata nel monologo si sovrappone ad un divertente ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni dei nostri tempi, con parodie, canti e balli che creano con il pubblico un rapporto coinvolgente. Il telegiornale finisce qui, ma c'è spazio adesso per gli approfondimenti di A voi la linea. Buon pomeriggio.